Ok, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in una nuovissima diretta Inside. Ho l'onore e il piacere di avere qui con me la primissima figura femminile che porto sul canale, una professionista, come vedete, Alice Marchisio. Ciao Alice, Ciao, buongiorno, buonasera ragazzi. come stai? Tutto bene? Un po' stanca, ma teniamo botta. Allora, Ormai dovete sapere manca ragazzi, poco. alla grande, dovete e- sapere ragazzi che io ci conosciamo già, cioè nel 2018 la incontrai a Bordighera, lei ovviamente non era ancora professionista e quindi in realtà non siamo sconosciuti, però non ci vediamo da un sacco di tempo, ne è passata Sì, di acqua esatto, su tutti i ponti. esatto. Vabbè, ci rincontriamo tramite i telefoni, ci sta. Esatto, 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 esatto. Allora, visto che è un super piacere averti qua, io inizio sempre un Mhm. pochino da quello che è stato, quindi non dall'Alice che vedo qui in telecamera di fronte a me, ma dall'Alice ancora prima di quel 2018, proprio dall'Alice adolescente. Io so di un trascorso nell'atletica leggera, confermami. Sì, esatto, sì. Lascio lascio la parola a te. Io praticavo già sport prima di fare bodybuilding, tra cui appunto l'atletica leggera, e lo facevo a livello agonistico, quindi anche quello era un grande impegno per me. Ero diventata anche campionessa regionale di salto in alto, quindi comunque me la viaggiavo abbastanza bene. Ho dovuto solo poi lasciare perché allo stesso tempo io andavo ancora alle superiori e, come ben saprai, gli allenamenti di atletica leggera sono ben diversi da quelli che facciamo in palestra, sono molto più lunghi, molto più intensi e non riuscivo a studiare e allenarmi allo stesso tempo, quindi decisi di smettere di allenarmi perché o mi facevo bocciare e i miei non erano proprio d'accordo con questa scelta, oppure dovevo prendere una decisione. Quindi lasciai l'atletica leggera, mhmm, ti dico ad oggi un po' rimpiango, però obiettivamente o facevo così o non avevo alternative. E una volta che ho finito le superiori, siccome appunto, son sempre stata in movimento, trovandomi a far niente, ho detto: "Qua bisogna fare qualcosa". Quindi in realtà ho iniziato a far palestra, ma per mettermi in moto, per fare qualcosa, cioè un po' come fanno tutti sostanzialmente. Certo. E fatto ha voluto che la palestra dove io mi iscrissi per allenarmi era di un ragazzo che gareggiava. E guardandomi mi disse: "Tu comunque geneticamente sei molto portato, strutturalmente sei molto forte, potresti provare a fare una garetta". Però ti parlo, io quando mi iscrissi in palestra era 2017, quindi comunque Mh, non c'è l'idea di bodybuilding che c'è oggi a livello femminile. Cioè oggi se ti assolutamente. parlo di bodybuilding femminile, tu hai diverse figure, tra cui magari anche io, a cui far riferimento. A quel tempo no. Quindi quando me lo propose io ero un po' anche spaventata, perché comunque abbiamo purtroppo dietro questo sport, chiamiamolo così, tantissime cose brutte che ti fanno un po' prendere, quindi vuoi o non vuoi, non mi ispirava tantissimo come proposta. Poi alla fine io mi ispiravo, che non so se conosci Stephanie Davis, Michelle Lewin, loro Lewin, sì, erano sì, quelle che gareggiavano certo. loro erano quelle che gareggiavano a quei tempi, quindi ispirandomi a loro ho detto: "Okay, se il bodybuilding di cui mi stai parlando è quello, Ci facciamolo". sta, ci sta. E quindi e quindi mi lanciai in questo percorso, ma l'ho presi quasi come un gioco, come un: "Vediamo fin dove arrivo", una sorta di sfida con me stessa. Posso Poi vinsi la chiederti, mia primissimissima gara. Dimmi. sì, ti volevo chiedere solamente un piccolo confronto con l'atletica leggera, se un po' questa voglia di cimentarti nel bodybuilding era la stessa che avevi nell'agonismo nell'atletica leggera, o proprio sono due cose lontanissime. In realtà li trovo molto simili, parliamo di 2 sport completamente diversi, non c'entrano niente uno con l'altro, però sono tutti e 2 individuali, perché comunque io atletica leggera facevo appunto salto in alto, quindi dipendevo da me stessa. Ho fatto anche staffette, quindi comunque anche cose di gruppo, che però ero specializzata in salto in alto, quindi comunque è sempre stato qualcosa che gestivo io. Chiaro? Quindi la disciplina che mi ha dato l'atletica io l'ho riportata nel bodybuilding, quindi sicuramente mi ha improntato.
Chiarissimo, chiarissimo. Ovviamente tu parli di disciplina, avevi già una mentalità da agonista, quindi in realtà il provare Sì, a diventare come quelle immagini di Michel Levin che mi dici, sapevi già che il palco sarebbe stato, diciamo, il traguardo, era dietro l'angolo, no? esatto, sì. Come sei arrivata alla prima gara? Allora, la prima gara l'abbiamo preparata in effettivi 7 mesi, cioè sono entrata in palestra, passati 7 mesi e sono salita sul palco. È andata così. Super. Ovviamente sono salita senza parvenza di muscoli, c'era una ragazza magra, tonica, il giusto, un po' come la fit model di oggi, ecco, per intenderci. Vinsi la mia primissima gara e da lì mi resi effettivamente conto che quella era la mia strada, cioè che mi piaceva. E da lì infatti non mi sono mai più fermata. Che emozioni ti dà il palco? E se è cambiato questo da quel lontano 2018-2019 fino ad oggi? Allora, mi ha cambiato molto a livello caratteriale. Io sono una persona molto riservata e parecchio timida, anche se può non sembrare, e lo stare comunque a contatto con tante persone che mi guardano, mi giudicano, avere tanti occhi puntati mi ha fatto salire molto l'autostima. Per quanto comunque sia ancora un po' un mio difetto, perché ancora ad oggi se ti devo dire che io credo in me stessa al 100%, però comunque mi ha aiutato tanto, a livello caratteriale tantissimo. Ehm, Non c'ho fatto l'abitudine perché uno pensa gareggi ormai da 10 anni, quindi sicuramente sei abituata a gareggiare, a salire su un palco. In realtà no, non ti abitui mai a queste emozioni, le sai gestire semplicemente. Quindi sai cosa ti aspetta, sai che se succede qualcosa lo sai gestire, cioè è appunto una questione di gestione, però comunque quella mh, paura di non farcela o paura di riuscire a farlo, ehm, il vedere i giudici contenti, sono tutte emozioni che vivi sempre ogni gara, cioè non ci fai l'abitudine. Certo, sono sempre nuove, ogni gara è a sé, proprio Esatto, anche a livello di esatto, emozioni. Sei una persona molto esatto. ansiosa nel pre-contest, proprio prima di fare i gradini che ti portano No, sul palco. assolutamente no. No, io in realtà, chi mi conosce sa, che vivo le gare, veramente in modo molto tranquillo. Cioè non mi agito mai, tutta la preparazione la vivo molto facilmente. Tant'è che io riesco a stare tanto in preparazione, se ci fai caso comunque durante l'anno, non ti dico che sto tutto l'anno in preparazione, ma quasi. Cioè conta che Assolutamente. io adesso sono in preparazione dal 1° gennaio e siamo a ottobre, tra un po' finiamo l'anno. Quindi comunque ho una buona gestione proprio mentale a livello di preparazione, tant'è che è più il fisico che devo guardare, cioè non tanto la mia testa perché mentalmente sono molto forte, ma devo più rendere conto al mio corpo, perché prima lui a fermarsi della mia testa, che vuoi o non vuoi, comunque poi diventa stanco anche lui. Assolutamente. Ci rituffiamo nel tema gare. Ti volevo chiedere prima che mi scappi un po' questo tema, se all'inizio Mh-mh. della tua carriera da agonista ti sei sentita subito capita in quello che facevi, soprattutto da chi ti stava intorno, hai dovuto combattere un po' contro i pregiudizi intorno al mondo del femminile del bodybuilding. In realtà, è tra virgolette, "un tasto un po' dolente", nel senso che, come ti ripeto, io ho iniziato nel 2017, quindi c'era una visione di bodybuilding diversa e io avevo effettivamente tutti contro la mia scelta, tutti. Quindi dal compagno che avevo all'epoca, ai miei genitori, che poi per carità i miei genitori mi han sempre detto: "Fai quello che ritieni più giusto per te", quindi non è che mi han messo dei paletti, però mi avevano fatto capire che comunque non gli piaceva come idea. Certo. Io però sono una persona molto purtroppo testarda, purtroppo per fortuna, e quando mi metto in testa una cosa non c'è verso. Quindi diciamo che se oggi sono dove sono è grazie a me, quindi grazie alla mia mentalità. Perché se avessi dovuto dar retta a consigli e pareri esterni non sarei arrivata qua. Pensi che oggi sia un pochino più facile per le ragazze che entrano in Assolutamente questo? sì, assolutamente sì. Non Infatti devono... secondo me sta crescendo molto il fitness italiano
piano piano. Non siamo ancora a livelli di quello dell'America, però noto che comunque nel mondo dei giovani, soprattutto nelle femmine, stia spopolando tanto. Se dovessimo fare un confronto con l'America, c'è comunque sia ancora un forte gap, soprattutto nel mondo femminile a livello di Sì, bodybuilding. sì. Là è molto più Sì, sdoganato. io che viaggio tanto e soprattutto faccio tante gare in America, lo noto tantissimo questo, ma anche il semplice mi alleno in palestra, in America se una ragazza ti vede che gli piaci, stai particolarmente in forma, viene e ti fa i complimenti. In Italia non succederà mai. Cioè tu entri in palestra, ti guardano da lontano, magari poi ti mandano un messaggio su Instagram, ma ti ho visto, non volevo disturbarti, ok. Però c'è proprio un modo di approcciarsi diverso, ecco. Chiaro. Là vivono lo Cioè, sport in modo completamente diverso. questa è una domanda che faccio sempre a tutti durante le puntate Inside. Mi racconto un po' quello che realmente vive un atleta dentro di sé quando pratica questa disciplina giorno per giorno. Cosa ti dà il bodybuilding in cambio ora? Cioè, tu sacrifichi, no? Tempo, denaro, socialità, immagino. Cosa ti dà in cambio giorno per giorno a livello intimo? In realtà il bodybuilding mi ha salvato tantissime volte da diverse situazioni. Io ho avuto diversi periodi di down nella mia vita, non legati al bodybuilding, proprio personali, e ho rifugiato questi miei momenti in questa mia passione. Quindi mi hanno aiutato a rendermi effettivamente più forte, ma non più forte fisicamente, più mentalmente. Quindi se ad oggi io conosco il valore mio di donna e di atleta, lo devo anche al bodybuilding. 100%. Ci sono stati mai dei momenti di down legati alla tua carriera da bodybuilder? Assolutamente sì. Come li hai Assolutamente sì. gestiti al meglio? Allora, Come li ne ho sei? gestiti perché se no non sarei qua. Però non sono stati facili. Sono stati legati qualcuno ai piazzamenti, perché comunque una cosa che non si dice mai è che il passaggio da amatore a professionista sono proprio 2 mondi completamente opposti. Cioè è come ricominciare da zero. Quindi tu dici: "Okay, ho vinto la Pro Card, figo, sono diventato un atleta professionista, figo", ti scontri con dei dinosauri, cioè son dei titani, diventi nessuno e quindi ricominci da zero. E io ho avuto questo passaggio dove son passata da amatore a professionista e ho subito fatto risultato nei professionisti, perché io son diventata professionista nel 2021, tra l'altro dopo aver fatto 2 gare in Pro League. La seconda gara sono diventata professionista e, le prime 2 gare da professionista ho fatto risultato, avevo fatto un quinto posto e forse un sesto, che comunque da lì poi ho iniziato a fare 14ª, 18ª e lì effettivamente ho iniziato a dire: "Ma è effettivamente quello che, cioè mi compete, cioè che son brava a fare, ne vale la pena?" Poi vedendo che comunque le cose cambiavano, eccetera, eccetera, ho perseverato e ad oggi siamo qui. Ho avuto anche dei down legati a, cambio preparatore, di cui comunque, chi mi segue da tanto avrà visto nel corso di questi anni. Non parlo di quest'anno, parlo di 2 anni fa, quando lasciai Dennis, che tra l'altro tu conosci perché ci eravamo visti forse da lui, Salutiamo. che salutiamo, un bacio. Decisi di cambiare Dennis appunto non per una cosa personale, ma perché mi sentivo arrivata come atleta, che è lo Ok. stesso motivo per cui ho fatto la stessa scelta oggi nel 2025. Quel passaggio è stato traumatico perché comunque, ehm, noi che pratichiamo bodybuilding ci affidiamo a una persona che è un po' come un papà, cioè ci dice quello che dobbiamo fare quando ci vediamo male, comunque quindi trovarti senza quella figura completamente da sola non è facile. Tra l'altro poi ero in preparazione quando, successe tutto. Quindi è stato tutto un po' amplificato, però come ogni cosa brutta poi succede qualcosa di bello, quindi diciamo che ne è valsa la pena, ecco. Se dovessi dare magari un consiglio relativo appunto al riemergere da momenti di down o sconfitte, magari ad una ragazza che ti sta ascoltando ed è nella tua stessa situazione, no? Cosa gli potresti dire?
di non farsi abbattere da fattori esterni, che siano risultati di gare, che siano problemi personali, ma di proseguire verso il suo cammino credendo semplicemente in se stessa, cioè a prescindere da tutto, devi farlo per te stessa. Questa penso sia la regola fondamentale. Tornerei sul tema gare perché mi piacerebbe toccare 3 tappe fondamentali della tua carriera, Mh-mh. se mi dici Mh-mh. qualche aneddoto in particolare. Quindi la primissima gara, la Pro Card e la Mh-mh. qualifica. Se mi racconti le emozioni e qualche aneddoto per queste 3 tappe. Okay. Allora, la primissima gara penso che sia, la gara che mi ha dato più emozioni in assoluto, perché ancora ad oggi, ti giuro, mi vengono i brividi a pensarci, Sei la prima di perché non pensavo, per quanto io fossi, cioè se mi guardo le foto dico: "Ma io ho portato quella roba sul palco", cioè okay. Ci sta. Okay. Però non cioè lì mi son resa effettivamente conto che se mi metto in testa una cosa la ottengo. Quindi è grazie a me se sono arrivata lì, e il vincere che non mi aspettavo mi ha fatto scendere dal palco ancora, incredula. Tant'è che quando scesi dal palco con la coppa, il mio preparatore di all'epoca mi disse: "Ma hai capito di aver vinto?" Perché ero talmente su un altro mondo che non ero Cer lì, cioè ero lì ma non ero lì. Quindi è stata un'emozione pazzesca. La Pro Card è successo un po' nello stesso modo, nel senso che comunque tutti mi avevano sempre detto che ero nata per fare, e tuttora me lo dicono, che sono nata per fare questo sport, che sono geneticamente portata, che sono strutturalmente forte, però non ci ho mai creduto fino in fondo. È come quando ti dicono: sei un bel ragazzo." Sì, però quanto ci credi realmente tu che sei un bel ragazzo? certo. Quindi dipende sempre un po' da te quanto ci credi. E mi sono resa conto di crederci un po' di più nel momento in cui appunto ho fatto questo passaggio, a professionista. Chiaro. Che poi, come ti ho raccontato prima, è stato un passaggio un po' traumatico, perché come ti dicevo è un ricominciare da zero sotto il punto di vista appunto atletico, però poi ti apre appunto un mondo, ed è bello e brutto allo stesso tempo, nel senso che se prima facevi 100, adesso devi fare 110, cioè è tutto un di più di quello che facevi prima. Quindi mentalmente devi essere molto forte, non solo a livello appunto di allenamento, ma anche di alimentazione, eccetera, eccetera. Posso chiederti se il tuo obiettivo Sì. è stato un obiettivo a step, come succede in molti casi, quindi facciamo la prima gara, ci mettiamo come obiettivo poi ovviamente diventare professionista e poi proviamo a qualificarci. Era già un Sì, in realtà obiettivo a è step, nato a a step. step, a Sì, step. perché la primissima gara, come ti dicevo, era un mettermi alla prova, vediamo se ci riusciamo. E ci siamo riusciti. Da lì, tra l'altro, io gareggiavo, nell'altra federazione, quindi Fit Italy, Okay, IFBB Elite. Passai poi in Pro League nel momento in cui ho visto che comunque io ero troppo muscolare rispetto alle altre bikini. okay, E quindi ho chiaro. fatto questo passaggio, per questo motivo, e anche perché ho detto: "Per tutti i sacrifici che faccio, voglio almeno gareggiare nella migliore federazione che c'è." E vuoi o non vuoi, comunque nel bodybuilding ci sono 2.000.000 di federazioni, ma quella che effettivamente porta all'Olimpia, o comunque che porta a un grande risultato, è la Pro League. Quindi mi buttai in Pro League per quello. Lì decisi di pormi come obiettivo di diventare professionista. E una volta raggiunto, ovviamente da lì abbiam detto: "Okay, ora il prossimo step è cercare di qualificarci per l'Olimpia." Poi è Gara successo anche dopo questo, e gara. oggi, esatto, e oggi abbiamo un nuovo obiettivo. Ce lo sveli? Qual è il nuovo obiettivo? Vorrei vorrei cercare di fare una top 10 all'Olimpia, quindi vediamo se riusciamo già quest'anno o l'anno prossimo, comunque nei miei progetti futuri atletici. Quindi io Io ce la sono metterò tutta per cercare di rappresentare la nostra nazione in questo grandissimo palco. sono sicuro che hai tutte le carte in regola per farlo. Sono uno dei tanti che ti dice che secondo me sei assolutamente portata e l'obiettivo è alla tua portata.
Però insomma incrociamo tutti le dita davvero. Un bell'obiettivo la top 10. Ti chiede Mary, per arrivare a determinate condizioni, soprattutto per essere competitiva nelle professioniste, hai dovuto usare farmaci o la tua è tutta genetica? Vabbè. Allora, sicuramente quando diventi professionista si innesca il fattore genetico, perché appunto se tu ci fai caso, chi arriva all'Olimpia è chi è geneticamente portato, soprattutto parlando di top 10. Chiaro. E sicuramente in determinate categorie c'è anche uso di sostanze, quello è inevitabile, ma come in qualsiasi altro sport, cioè non demonizziamo il bodybuilding, è arrivato lì con quella condizione perché ha fatto quello. No, è arrivato lì perché si è fatto un mazzo così e poi vuoi non vuoi magari ha magari usato qualcosa, però non diamo per scontato che ci sia effettivamente qualcosa sotto. Certo, poi comunque a quest'altra domanda abbiamo già risposto, quindi l'obiettivo sicuramente è quello di fare top 10 e visto che parlavamo insomma anche di impegno, ti chiedo se hai notato drasticamente una necessità di un maggior effort dal punto di vista della prep quando l'obiettivo era la Pro Card a quando poi da professionista l'obiettivo è la qualifica all'Olimpia. C'è stato un Sì, è reale... sicuramente sì, più che altro di responsabilità, non so se puoi seguirmi, nel senso che comunque quando ho iniziato era una cosa mia, quindi ok, proviamo a gareggiare, ok, sono diventata professionista, ok, proviamo a fare risultato nei professionisti. Adesso che sono comunque una figura importante in questo settore, lo faccio sempre per me, ma mi sento comunque una responsabilità nei vostri confronti, non so come potermi spiegare. Sei stata chiarissima. Nel senso, Sei stata chiarissima. e comunque vuoi o non vuoi, per quanto io mi dica io faccio del mio meglio, cioè a prescindere, non mi farò condizionare dal, tra virgolette, vostro parere, però un pochino mi tocca, ecco. Beh, è bello saperlo e si capisce quanto ci tieni, che poi è questo che passa Ma ovviamente. penso che sia una cosa che tocchi la maggior parte degli atleti di alto livello. Comunque quando rappresenti una nazione, quando sei forte, vuoi non vuoi, comunque c'è un peso psicologico, ecco, dietro. Sì, sei comunque una che hai già detto che riesce a gestire la pressione, questo sicuramente è sinonimo di essere atleta, un atleta professionista. Visto che tocchiamo il tema, cosa significa per te l'essere atleta tutti i giorni? Che definizione gli daresti? Essere atleta tutti i giorni è svegliarti consapevole delle cose che devi fare e pensare tutto il giorno a tutto quello che devi fare e pensarci anche mentre dormi, cioè proprio è un viverlo a 365 gradi. Quindi che dal fattore alimentare al fattore idratazione, al fattore allenamento, al fattore cardio, è molto stressante, soprattutto se protratto per lungo tempo. Infatti solo menti molto forti riescono a gestirlo. Non lo dico come vanto, come assolutamente, è proprio un fattore reale, perché vorrei vedere 10 persone che devono fare tutte e 10 le stesse cose, quindi bere, che ne so, 5 litri d'acqua, mangiare questo, fare quel tipo di allenamento, quel tipo di cardio, quanti resistono per, che ne so, 15 giorni. Non è Certo, facile. Se non hai un obiettivo molto forte e non sei mentalmente molto forte, è molto difficile. per la maggior parte hai detto anche un lasso di tempo abbastanza lungo, 14 giorni, che forse si fermerebbe. Esatto, sono stata brava. Ti chiede Sherry, ciao Alice, volevo chiederti se hai qualche problema a livello fisico che ti limita o impedisce negli allenamenti, se sì come li gestisci, immagino, quindi gli infortuni, cosa fai? Eviti gli esercizi ovviamente dove hai fastidio, dolore? Allora, in realtà per mia fortuna, e non vorrei lanciarmela proprio ora, non mi è mai successo, tra virgolette, niente, quindi non ho mai subito infortuni e non ho problemi di nessun tipo a livello fisico.
Mi è successo solo la prima volta che presi la qualifica, una settimana prima di gareggiare, io mi strappai il femorale sinistro. Infatti ho fatto una Urca. pick quick che ti lascio dire. Nelle mie pick quick succede sempre qualcosa. Per fortuna Cavolo. era uno strappo di primo grado, quindi super lieve, non avevo ematomi, non avevo nulla, però mi dava noia in tantissimi esercizi, quindi non poteva. Tra l'altro mi sono strappata facendo il leg curl sdraiato e Mm. neanche in discesa, ma in salita. Quindi mentre salivo, a metà movimento, a metà allenamento, quindi neanche da dire ero Non te l'aspetti. a freddo, non mi sono scaldata bene, quindi cioè, doveva andare così. E lì evitai appunto gli esercizi che mi davano noia, ma perché ero a una settimana dalla gara, quindi ho detto è inutile che mi ammazzo a fare determinati esercizi, tanto la condizione quella è, non è che facendo un leg curl sdraiato in più mi cambia la cosa. E poi mi sono fatta trattare la gamba da diversi specialisti che mi hanno curato tramite laser, gastrotechnique, eccetera, eccetera, e ad oggi ho risolto questo problema. Però me lo sono portato dietro per un 6-8 mesi circa. Mm. Riuscivo a fare tutti i tipi di esercizi, ma sentivo che il mio femorale sinistro in determinati esercizi non era stabile al 100%. Quindi come se potesse cedere da un momento all'altro. Chiaro, Quindi nel sentivi. caso appunto del leg curl sdraiato io non andavo a cedimento, ma mi fermavo leggermente prima per questo fattore. Ad oggi, avendolo risolto, non ho nessun tipo di problema, quindi adesso arrivo a cedimento tranquillamente. Per i più curiosi, compreso me, svelaci un attimo quella che è la tua routine da professionista, da quando ti svegli a quando vai a letto, se c'è l'organizzazione dei pasti, come organizzi l'allenamento, dove lo incastri. Allora, i pasti io li preparo sempre la sera prima, ma perché sono abbastanza maniaca dell'organizzazione, quindi devo avere tutto, io devo Pronto? svegliarmi e avere tutti i pasti pronti, anche perché non sai mai come vanno a finire le giornate, magari che ne so, un appuntamento ti slitta o che non può mai succedere che devo arrivare a casa e devo ancora cucinare, cioè mi manda fuori di testa questa cosa. Anche Quindi io mi io. preparo tutti, eccoci, psicopatici presenti. Quindi preparo tutti i pasti la sera prima, mi sveglio, primissima cosa che faccio è pesarmi e check. Questa è una delle quelle cose che, ti dico, quando lo fai per tanto tempo un pochino pesa. Nel senso, poi non sono per niente una persona mattiniera, quindi prima mattina appena sveglia salire sui tacchi, cioè Ma il check? Ah, check. check che mandi al coach o check per te e basta? Sì, check che mando al coach. Tutti i giorni. Tutte le mattine, tutte le sante mattine. Cavolo. Ovviamente vicino alle gare, ovvio che se dovessi gareggiare a dicembre non mi chiede il check tutti i giorni adesso, però ti Ok, dico adesso certo. che siamo vicino alle gare, io tutte le mattine mi alzo, faccio il check, mi peso, gli giro tutto, anche le mie sensazioni, come mi sento, cioè lui vuole sapere effettivamente Alice, atleta e persona come sta. Dopodiché faccio cardio, lo faccio sempre a digiuno perché mi trovo bene così, mi sveglia anche un po' e anche a livello metabolico, visto che comunque mi smuove un po'. Poi Ciclette? faccio, sì, ciclette o tapis roulant, dipende se sono in palestra o a casa. Se sono a casa faccio la ciclette. Poi faccio colazione, lavoro al computer, rispondo a messaggi vari del coaching, eccetera, eccetera. Tendenzialmente faccio sempre passare comunque dalle 6 alle 8 ore, dal cardio all'allenamento. Ok. Questo perché faccio comunque un cardio, cioè sto un'oretta a fare cardio digiuno, parliamo di un cardio abbastanza invalidante, quindi se poi devo fare pure parte bassa, faccio aspettare un po' di tempo, quindi tendenzialmente mi alleno nel pomeriggio. Quindi dalle 3 pomeriggio in avanti mi alleno. E, e poi nulla, poi torno a casa, preparo i pasti e ricomincio la giornata. Quindi questo è sostanzialmente. Quindi cardio, lavoro, preparazione pasti e ricomincia il circolo vizioso. La vita da professionista che ti ha permesso di arrivare alla famosa qualifica per l'Olimpia. Visto che Sì. non l'avevamo raccontata, raccontami qualche aneddoto di quel momento che direi che sia stata l'ultima grande emozione per ora. Sì, allora
La primissima, quindi parliamo 2023, in Romania, Sì, parlo della prima. me l'aspettavo, ma anche no, ma per il semplice fatto che comunque avevo contro un atleta che a me piace realmente molto e io non credevo di essere superiore a lei. Quindi riuscire a batterla mi ha spiazzato un attimo. Ok. E lì mi sono effettivamente resa conto che quello che mi dicevano, quindi che io sono nata per questo, che sono un'atleta forte, che aveva un senso, cioè tutto si stava collegando. E l'ho realizzato effettivamente quando ho messo piede sul palco dell'Olimpia. Nel momento in cui ho messo piede su quel palco, ho detto: sta succedendo veramente, è reale, e tant'è che è una cosa che nessuno ha visto, perché ovviamente ero da sola. Quando sono scesa dal palco dell'Olimpia mi sono messa a piangere. Ma era un piangere di gioia, è stata una delle poche volte che io pianto dopo una gara. È Ci stato un sta. pianto di gioia perché ho detto: cavolo, ce l'ho fatta realmente, sono arrivata qui e tutto quello che ho fatto fino ad oggi ha avuto un senso. Bello, bellissimo. È stato, sì. Te lo sei riuscita a godere il palco dell'Olimpia? Perché in tanti dicono non mi ricordo nemmeno quei momenti. Allora, in realtà sai che pensavo di gestirlo peggio perché ho detto: cazzo, parliamo del palco dei palchi, quindi ansia raddoppia, agitazione Certo. raddoppia. In realtà è stato uno dei palchi che ho gestito meglio. Non mi spiego perché, forse perché appunto sapevo dov'ero, ero cosciente che comunque, cioè una volta che arrivi lì, ad oggi ti parlo in modo diverso, però l'anno scorso non mai avrei pensato di poter fare top 10, cioè mi sentivo molto lontana da quel risultato, quindi io sono salita cercando di dare quello che potevo dare. Quindi ho dato il mio massimo, sia nel posing, nella scioltezza, ho cercato di farmi vedere disinvolta. Senza aspettative. Esatto. Quindi forse è proprio quello che mi ha permesso di vivermela bene. Però visto che sempre tutti hanno avuto grosse aspettative su di te e fino adesso li hai lasciati tutti a bocca aperta, un po' di aspettative ti fanno bene. Sì, esatto. Forse sì. Qualcosina sì, dai. Quanto è importante, visto che abbiamo toccato il lato essere atleta, mantenere comunque per un professionista una vita sociale piena, attiva? Allora, come ti dicevo io le preparazioni le vivo molto bene, quindi non mi faccio nessun tipo di problema, anche se tu mi dici: "Ali, stasera usciamo, mangiamo una cosa insieme", mangio i cioè nel senso, io ti accompagno, non son quel tipo di persona che ti dice: "Io non posso mangiare, quindi non ti accompagno". Ok. Assolutamente, io a volte mi porto la roba dietro, oppure dico: "Vi raggiungo dopo", cioè non mi privo delle cose. Ovvio è che se parliamo di ti faccio un esempio, oggi che sono comunque a 10 giorni dalla gara, inizio a pensare un po' più a me, cioè sento: "Alice, come ti senti? Hai bisogno di riposare? Okay, riposiamo". Quindi mi ascolto un po' di più. Però tendenzialmente comunque non faccio problemi a uscire, a fare le cose normali della gente normale, ecco. Tu dicevi Ali che quando sei in preparazione da molto tempo, e lo sai dal 1° gennaio, la mente riesce a reggere bene, il fisico inizia a darti dei segnali. Quali sono i segnali più eclatanti che ti fanno capire che è il momento di tirare i remi in barca? Allora, mi è successo l'anno scorso, infatti è il motivo per cui, quest'anno ho gestito le cose in modo diverso, perché l'anno scorso mi sono resa conto effettivamente di quanto la mia mente fosse forte e quanto il mio corpo ovviamente sia quello che è, nel senso che comunque arrivata a una certa ti ferma. E me ne sono resa conto in Romania, che è stata l'ultima gara che io feci l'anno scorso, dove sì, ho portato una condizione notevole, ma non era la mia condizione. E il mio corpo non rispondeva più perché non ricaricava, non entrava in pump, Ok, cioè, non rispondeva proprio a nessun segnale, sia a livello di allenamento, sia a livello di alimentazione. Quindi quello è un segnale che il corpo appunto è stanco. E certo. lì mi sono appunto resa conto che dovevo gestire le cose in modo diverso, per evitare appunto questo, anche perché una volta che diventi atleta professionista,
i giudici si aspettano, cioè a me adesso mi riconoscono con la condizione che ho appena portato, quindi se io mi presento su un altro palco con una condizione diversa, io non sono quella Alice, quindi io devo sempre portare quel tipo di pacchetto, non posso permettermi di portarne un altro. Questo è anche essere secondo me un atleta professionista. Assolutamente. E, Prego, prego, finisci. e ti volevo dire una cosa, ma mi è sfuggita di mente. Ecco, che ti stavo dicendo, per questo quest'anno ho voluto gestire le cose in modo diverso. Io sono entrata in preparazione il 1° gennaio perché avevo in programma di fare appunto il New York Pro, che era maggio, le gare a giugno, quindi Toronto, eccetera, eccetera, e decisi di fermarmi dopo l'Olanda, che era luglio, metà luglio circa. Ho detto faccio l'Olanda, mi fermo, che siano quelle 2 o 3 settimane, perché poi in realtà il mio corpo non serve tanto, gli servono giusto quelle 2 o 3 settimane che appunto si rilassa un attimo e poi riesce a ripartire, però devo permettergli questo. Quindi io, a prescindere da come sarebbe andata, io dopo l'Olanda mi sarei fermata. Ho Poi capito. la fortuna ha voluto che io prendessi la qualifica in Olanda e mi fermai effettivamente. Però io avevo già messo in conto che mi sarei fermata e nel caso in cui non avessi preso la qualifica ci avrei riprovato poi verso settembre. Quindi sarei poi tornata in preparazione, avrei gareggiato a settembre e ci avrei riprovato. Stessa cosa farò adesso dopo l'Olimpia. Adesso sto valutando se fare una gara dopo l'Olimpia o no, sempre per questo motivo appunto del corpo, ma nel caso comunque io mi fermerò, cioè nel senso ottobre-novembre mi fermo, perché la mia idea poi adesso è di fare poi anche gli Arnold Classic che saranno a marzo. Fantastico. Quindi vorrebbe dire dicembre tornare in preparazione, Certo, quindi cioè, io non posso stare, cioè per quanto io riesco a farlo mentalmente, devo fare delle considerazioni. assolutamente. Anche perché poi ne va della condizione, comunque. Esatto, appunto. Torniamo al discorso che comunque devo portare un certo tipo di fisico sul palco e se non lo porto non mi rappresenta, ecco. Pensi che si possa essere la preferita, la favorita di un giudice in particolare a livello di canone? E qua vorrei aprire un attimo un tuo parere su quello che è attualmente il canone per le bikini e se hai visto degli up and down pazzeschi da una gara all'altra anche in lassi di tempo molto stretti. Allora sì, non tanto quest'anno mi sembrano un pochino meglio, però ti parlo già l'anno scorso c'erano dei cambiamenti disastrosi da una gara all'altra, ma anche di una settimana. Anche Ok, perché poi professioniste più o meno siamo sempre quelle, quindi è capace che ci troviamo di una settimana all'altra, sempre noi una contro l'altra. E non è possibile che se io oggi arrivo, settimana prossima c'è un'altra gara, siamo di nuovo insieme e tu mi passi davanti. Cos'è cambiato in una settimana? chiaro, esatto. L'anno scorso era molto più pronunciata questa cosa, quest'anno mi sembra un pochino meglio. Però non ti nego che essendo una categoria estetica è soggettiva a livelli estremi. Infatti una cosa che io consiglio a tutti quelli che vogliono gareggiare è di non farsi influenzare dal posizionamento, perché non è quel posizionamento a determinare quanto siete atleti voi. Io questa è una cosa che mi ripeto continuamente, cioè non è che se non arrivo prima vuol dire che io non sono un atleta vincente. No, perché chi sono come atleta lo so io e non è un piazzamento a rilevarlo. Assolutamente, è un bel messaggio questo, condivido in pieno. Attualmente che canone state, intendo tu il tuo coach, inseguendo per poter presentarvi al meglio? Allora, in realtà, secondo James io ho un grande potenziale così come sono. Io purtroppo ho una struttura che purtroppo per fortuna non sono una ragazza esile, quindi comunque sono muscolare e Sì, io reggo se porto questo tipo di canone, quindi se arrivo muscolare. Perché ho comunque provato già in passato a portare un canone più esile, più piccolino, ma non mi appartiene, cioè sembro deperita, non smunta e non su di me. Su di me devo portare questo tipo di canone, quindi James mi vede giusta così, stiamo solo cercando di appunto mettere a posto quei dettagli che ci servono per essere competitivi al massimo.
Sì, ha senso anche il non snaturarsi, portare una versione di sé che Esatto. effettivamente non può rendere al 100% avrebbe poco senso per inseguire un canone ancora un po' traballante, perché un giorno è A e l'altro forse è C, quindi è giusto portare il 100% di ciò che si è già, quindi hai Sì, un ottimo anche shape perché muscolare. torniamo al discorso che è una categoria estetica, quindi devi portare il tuo pacchetto migliore. Quindi se tu sei meglio piccolina e compatta, quello è il tuo canone. Io devo portare questo tipo di canone. Certo. Poi lì sta la giuria a decidere la migliore, ecco. Sono già volati, intanto guardavo 40 minuti battendo È il scempio. bellissimo, quando parli così Volevo chiederti diciamo qualche live cosa notturna. live notturno, esatto, qualche cosa sull'allenamento e sull'alimentazione che mi interessa, anche Mh-mh. magari per le ragazze che ascoltano. Se ci racconti un attimo come imposti i tuoi allenamenti tra off e poi in on season, se cambia qualcosa nella struttura un po'. Allora, in realtà adesso avendo cambiato appunto coach, non ti so fare un paragone con una off, perché appunto non l'ho mai fatta con lui, quindi non ti so dire. Però posso dirti che, beh, innanzitutto io non faccio delle off folli, perché appunto essendo muscolare io non posso permettermi di mangiare troppo, allenarmi forte, perché se no l'anno prossimo cambiamo categoria. Esatto. Quindi, è Che una non ti fortuna, piacerebbe? è una mi Non ti piace piacerebbe, ma non so se mi piacerei io, ok, perfetto, hai già chiarito. perché a me piacciono i muscoli, mi piacciono molto su una donna, so che posso benissimo cambiare categoria, ma non so se proprio qua a livello di donna. Quindi finché riesco a rientrare in questo canone rimango qua. Quindi partendo dal presupposto che appunto io non faccio delle off esagerate, le mie off sono un faccio riposare il corpo per poi tornare in preparazione, cioè questa è la mia off season. Quindi mi alleno comunque, ovviamente non mi alleno magari 6 volte, magari mi alleno 4 per appunto dare un po' più di riposo al corpo e tengo un'alimentazione pulita, mangiando leggermente di più, ma appunto come ti ripeto, non esagerato perché sennò quello che mangio lo metto nei muscoli, non si sa come sia possibile. Grazie mamma, grazie papà. Che fortuna direi. Invece nella fase di pre-contest, James ha un lavoro molto, intenso e voluminoso a livello di allenamento. Io mi alleno 6 volte a settimana, quindi 6 su 7, e sono tutti di parte bassa a parte 2. Quindi son 4 di parte bassa e 2 di parte alta. Quindi comunque sono molto, molto pesanti. E parliamo di, tutto a cedimento, ogni gruppo muscolare a cedimento, quindi che sia dall'upper all'addome, a glutei, tutto a cedimento, e parliamo di dalle 25 alle 28 serie allenanti per gruppo muscolare. Bel volume. Quindi, sì. Più cardio, che quello appunto va in base alla condizione, quindi cioè fino a una settimana fa era in un modo, adesso in un altro, cioè in base appunto a come va la mia condizione lui lo monitora. Lui lavora a calorie, quindi non a tempo. Noi in Italia tendiamo a dire: "Fai 30 minuti al giorno di cardio". Loro Sì. lavorano a calorie, quindi mi dice: "Brucia", che ne so, 200 calorie. Quindi io col mio Apple Watch mi devo mettere lì, guardare effettivamente quanto ci metto a bruciare 200 calorie. Curioso, ok. Ehm, sì, hanno passando da un coach americano, hanno un modo completamente diverso di lavorare. Anche a livello alimentare, non so se tu lo sapevi, ma loro pesano tutto da cotto, Sì, nel quindi non a senso, crudo. mi è già capitato di sentirlo e per molti atleti italiani quando si scontrano con questa mentalità è sempre un po' un Mamma mia, mamma eh, mia. sì, All'inizio è un trauma, beh, comunque sono alla fine 8 anni che io faccio questo e lo faccio metodicamente nello stesso modo. Quindi trovarmi a chiaro. fare le cose inverse, cioè io faccio la roba a caso, poi la peso, cioè E ci come fai? Cioè, hai una proporzione di resa?
Allora, lui mi dice gli alimenti che devo mangiare, ovviamente se faccio dei cambiamenti, che ne so, dal riso alle gallette di riso piuttosto che alla crema di riso, lui mi ha dato proprio un sito con le conversioni, quindi 100 grammi di riso sono, che ne so, 7 gallette, quindi mi gestisco così in base a quello che mi dice lui. Però Però appunto peso tutto da cotto, a parte vabbè l'avena, tutto ciò che è in polvere. per esempio, io mi sono sempre chiesto per le proteine, magari un giorno, cioè bisogna avere anche lo stesso metodo di cottura ogni giorno, perché magari un giorno pesa X e l'altro pesa Y, mi viene da dire, a cotto, la resa della carne. Sì, quello sì, è vero. Può variare. Però effettivamente, tipo adesso per farti un esempio, 100 grammi di pollo nello spuntino, cioè da pesati a crudo a pesati a cotto c'è una differenza abissale, cioè quasi raddoppiano da cotto. Quindi a livello proteico, per assurdo, mangio un pelino di più rispetto a prima. Chiaro, A chiaro. E livello deve invece di carbo, eccetera, James lavora appunto con proteine medio-alte e carbo e grassi bassi. visto che stiamo entrando nell'alimentazione, sei molto metodica o a volte, insomma, hai un pochino più di flessibilità? Cioè, quello che ti dice tu mangi, soprattutto immagino in on season, quello che ti dice, quello è. Allora, ovviamente nella fase lontana dalle gare cerco di variare un po' di più, ma questo perché fa bene anche al nostro corpo, perché sennò rischiamo poi che alcuni alimenti non riusciamo neanche più a gestirli, cioè il nostro corpo si dimentica proprio come li deve gestire. Nelle fasi vicino alle gare, no, io prediligo proprio degli alimenti specifici che so che il mio corpo gestisce bene, che tra l'altro sono quelli che mi dice lui. Immagino che abbia tolto l'olio d'oliva, abbia messo l'avocado, che solitamente gli americani fanno così. No, burro d'arachidi. Ah, burro d'arachidi. Ok, ok, ci sta. Che io mi trovo benissimo perché io già con Beppe, io non ho mai usato l'olio d'oliva in preparazione, io ho sempre usato burro d'arachidi, ma perché mi Sem- trovo meglio sia a livello di digestione e sia vabbè, a livello di gusto. Quindi in realtà è una cosa che non mi ha toccato più di tanto questo cambiamento, ecco. Chiaro. Ti chiedo se ci sono delle fonti di ispirazione a livello di atleta, ovviamente donna, alle quali ti ispiri delle atlete attuali. Allora, per me, le atlete bikini migliori che abbiamo ad oggi, sono Genitori e Tila. Quindi comunque questi soggetti molto belli, cioè son donne realmente belle, con parvenza di muscolo giuste, però molto belle. E Maureen Blansisco, cioè comunque parliamo comunque di top 10, forse top 5 Olimpia. Che sono riusciti a Secondo me mantenere quella grande sì, la femminilità. femminilità esatto, esatto, E questa è una cosa alla esatto. quale tu Ed è tieni quello che tanto. secondo me sì, è quello che secondo me, dovremmo un po' ricordarci un po' in tutte le gare. Quindi nel momento in cui abbiamo una top 5 e su 5, 3 sono sfigurate, va bene tutto, ma cioè, perché poi all'Olimpia le top 10 son tutte bellissime? Cioè secondo me è un fattore da tenere in considerazione, tanto più perché è cioè è un canone estetico. Certo, certo, io non puoi che trovarmi d'accordo. Ma questo come Ehm, anche in physique, non solo le bikini, anche in physique per dirti, cioè in physique nasce come categoria estetica, deve essere un bel ragazzo, fine, cioè. e quanto secondo te il viso in queste categorie estetiche viene effettivamente considerato nel punteggio finale? Viene considerato? Viene considerato però secondo me più, verso l'America. In Europa Ah, non tendono tanto a farlo secondo me. Io me ne sono resa conto, facendo appunto le gare in America che guardano più il pacchetto completo.
tutto. Quindi effettivamente, esatto, l'atleta, dalla condizione che porta ovviamente, perché parliamo comunque sempre di bodybuilding, al posing, a come si muove sul palco, alla bellezza proprio della ragazza in sé. Hai trovato anche un pochino più Ed è di per di quello. cameratismo, oltreoceano rispetto che in Europa, a livello di solidarietà fra atleti? Sì, sì. Per questo ti dico in America, ehm, vivono lo sport in modo diverso. Io ho tantissime mie competitors, straniere che mi scrivono sempre, mi adorano un sacco, quando poi effettivamente invece magari in Italia vinco e non ce n'è una che mi fa i complimenti, cioè per dirti. Mh-mh. Abbiamo proprio un modo, diverso di vivere lo sport. In America sembra quasi che non c'è competitività. Diciamo che la mentalità americana è quella che se ce la fai, insomma, ti ammiro perché ce l'hai fatta, ti ammiro perché sei Esatto, arrivato, ti ammiro perché hai raggiunto esatto, magari ciò che ho raggiunto già io. esatto, Ora esatto. non Da non noi si parlo innesca sì. e quell'altro e cioè si innescano tanti fattori che poi lasciano Purtroppo molto sì, a desiderare, ecco. questa è una delle principali fonti del gap che c'è tra l'oltreoceano e qui in Europa, Esatto. dico Italia, ma forse Europa, diciamo, per parlare un pochino più ad ampi orizzonti. Noi abbiam fatto 50 minuti, ti faccio le ultimissime domande, poi andiamo in Mh-mh. chiusura, ti ho rubato anche già troppo tempo. Intanto ti chiedo, No, figurati, per me è un piacere. ti chiedo argomento social, come lo utilizzi come strumento da professionista e se secondo te Mh-mh. attualmente possono essere realmente uno strumento anche per fare risultato sui palchi, cioè vengono considerati secondo te nel circuito professionistico? Allora, partiamo da come lo uso. Io cerco comunque di trasmettere, l'Alice atleta. Quindi io uso il mio profilo per trasmettere quello che faccio a livello appunto atletico, quindi da come mi alleno, a quanto impegno ci metto. Quindi cerco comunque di trasmettere la mia passione, ecco, in modo sano, nel modo più sano possibile. Cioè voglio improntarlo in modo tale che, delle ragazze che magari iniziano a far palestra o che si rendano conto che effettivamente è fattibile poter fare palestra, o comunque ambire a quello che faccio io. Che faccia risultato invece il profilo, no, non penso che faccia, cioè o meglio, ti parlo nella mia categoria. Se parliamo già di open, eccetera, eccetera, ovviamente sì, conta anche quello, perché muovi tante cose sotto. Però nella mia categoria non penso, conti tanto, però conta tantissimo il nome che ha l'atleta, quello sì. Quindi se un atleta si chiama X e ha già fatto l'Olimpia, ha vinto quella gara, ha vinto quell'altra gara, a prescindere da quanti follower ha un peso quel nome. Quindi nel Okay, momento in cui è in quel line-up ha un occhio di riguardo. chiarissimo. Se i giudici Quindi quello hanno un assolutamente dubbio, sì. premieranno lui, premieranno il nome. Esatto, esatto, esattamente. Chiarissimo. Ti chiedo i tuoi progetti futuri, visto che siamo in chiusura, da persona, quindi da Alice e da Alice atleta. Allora, Lice Atleta l'abbiamo già esplorato prima, quindi diciamo che è il mio più grande sogno ad oggi è riuscire a fare il miglior piazzamento possibile all'Olimpia, quindi io spero in una top 15 o comunque una top 10, che sia quest'anno, negli anni a venire o che comunque nei miei sogni, ecco. A livello invece di Alice persona, mi piacerebbe tantissimo, ma questo l'avevo già detto anche, in delle altre dirette, riuscire a, aprire una palestra che sia proprio mia, effettivamente mia. Bello. Quindi questo sì. Non vorrei improntarla col mio nome, nel senso che vorrei,
che la gente non mi prendesse come punto di riferimento, perché essendo che comunque io penso di gareggiare ancora un po' di anni, quindi è possibile che comunque io non sia sempre presente, però voglio che comunque sia una struttura, dove all'interno ci siano delle persone ovviamente formate da me, a cui ragazze possono affiancarsi, ecco. Questo Chiaro. è, il mio sogno invece di Alice Persona. Un bel progetto, Tanto un c'è bel progetto. una mosca che ci sta salutando. Niente. Ali, dove ti vedi tra 10 anni come Oh mio atleta? Dio. Se dovessi sognare. Beh, direi che mi auguro che questo mio sogno delle top 10 Si si avverrà. realizzi, ecco. Sì, Vorresti ancora essere sul palco? sì. Tra 10 anni non credo. Cioè io spero in questi anni di riuscire comunque poi a costruirmi una famiglia, cioè tutto ciò che ho messo tra virgolette "da parte" vorrei poterlo poi realizzare. Quindi sicuramente la mia vita atletica durerà ancora, ma non così tanto. Quindi io penso ancora qualche anno e poi spero di riuscire appunto a farmi una famiglia, figli e quant'altro. Super, direi che siamo giunti. Vedremo. Come? Vedremo cosa ci riserva il futuro. Vedremo alla grande. Siamo giunti al termine anche di questa puntata Inside. Intanto io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e come ultimissima cosa io faccio sempre lasciare un messaggio dall'ospite, un messaggio magari che daresti ad una ragazza che vuole iniziare un percorso serio come hai fatto tu nel bodybuilding, il tuo miglior messaggio ad una giovanissima. Allora, se posso, dare un consiglio a chiunque, ma a prescindere che faccia bodybuilding o meno, è di credere appunto in se stessi e nelle proprie capacità. Quindi se avete un sogno, qualsiasi esso sia, inseguitelo e cercate di fare il massimo per raggiungerlo. A prescindere che avete il mondo contro, fatelo per voi stessi, perché se io oggi sono qui è perché io non ho mai smesso di credere in me e nel mio potenziale. Quindi se ce l'ho fatta io, ce la potete benissimo fare anche voi, assolutamente. Non poteva chiudere con un messaggio migliore. Io Ali ti ringrazio per essere stata qui con me, con noi e Grazie a te. ti auguro il meglio, ti auguro che ogni tuo progetto, insomma, che hai detto poco fa, si avveri, tra cui uno, diciamo, che dovrà, insomma, lo toccherai con mano fra pochissimo, davvero. Ti auguro il Esatto, meglio lo e scopriremo tra poco. buona Grazie, serata. grazie mille. Ciao Ciao, ciao. grazie.